Allora, cercavamo di dare anche un po' una spiegazione alla questione che era insorta, che era abbastanza problematica, della manodopera. È stata trovata, non è stata trovata, come si è sopperito, che cosa è successo a questo punto? Eravamo rimasti alla ricerca, no, di manodopera prima dell'estate. Sì, chiaramente oggi siamo ancora alla ricerca di manodopera, nel senso che oggi le nostre aziende sono sempre più vicine, insomma, alla ricerca di manodopera. Noi avevamo proposto come Confederazione, ma guardi, su questo le organizzazioni agricole hanno avuto un'unica voce nel valorizzare e di mettere in campo i voucher semplificati, quindi dare la possibilità alle aziende agricole di utilizzare i pensionati, di utilizzare i studenti, di utilizzare persone cassi integrati con l'utilizzo semplificato dei voucher, appunto semplificati, che con l'utilizzo che avevamo di 3 anni fa utilizzavamo questi voucher e quindi avevamo la possibilità dell'utilizzo di manodopera anche familiare, ma anche quella, diciamo, che si poteva trovare nei nostri paesi. Questo oggi non è stato più concesso e quindi la difficoltà oggi delle nostre aziende è quella di trovare manodopera. Lockdown, ma soprattutto il Covid, hanno imposto la quarantena per diciamo, gli operai della Romania o dell'Artovenia, e quindi oggi la difficoltà che abbiamo avuto è anche di reperire manodopera. Abbiamo cercato, come ogni agricoltore sa e sappiamo fare in questo periodo in grande difficoltà, di utilizzare quello che era disponibile, quindi abbiamo sicuramente assunto il personale con gravio delle spese per quanto riguarda le nostre aziende. Quindi quando si parla poi di una politica che deve guardare bene le aziende, dobbiamo parlare anche della sburocratizzazione, dobbiamo parlare di un sistema sempre più sburocratizzato che dia la possibilità di fare le assunzioni, che diano la possibilità di lavorare in agricoltura, diminuendo le carte, diminuendo tutti i fardelli che oggi le aziende hanno, e quindi i voucher semplificati avevano questa linea di organizzazione che purtroppo non ci è stato concesso, ma noi continuiamo la nostra battaglia. Perché adesso c'è nuovamente il problema, al di là di quelli che sono tornati, di sopperire costantemente magari manodopera, secondo no, della stagionalità, e con questa pandemia non è che faciliti, poi c'è la quarantena obbligatoria oppure i controlli, insomma non è una cosa semplice, no? Non è una cosa semplice, le nostre aziende si sono attrezzate per questo, abbiamo fatto anche delle convenzioni a livello veneto con le varie ASL per dare la possibilità dei tamponi efficaci e subito immediati per le nostre aziende, quindi risposta concreta con questo. Con l'assessore PAN avevamo anche fatto un protocollo con Veneto Lavoro e quindi anche in quel caso avevamo cercato di dare risposte concrete alle nostre aziende. Ecco, così noi riusciamo a lavorare, ma riusciamo a essere anche concreti con le esigenze delle nostre aziende agricole. Oggi sempre di più però vi è difficoltà di trovare una manodopera specializzata, ecco, questo è il punto. Nuove opportunità. Vediamo un attimo se gentilmente la regia mette in onda il messaggio di prima. Parlavate dell'olio veneto di eccellenza, ma sapete che costa sui 9-10 euro il mezzo litro? Sarà anche buono, ma per me irraggiungibile. Siamo in 5 in casa, immaginate voi, quello tunisino costa 3 euro al litro e non credo che sia così pessimo. Buona giornata. Beh, sicuramente non lo so se sia pessimo o meglio, nel senso che però il nostro olio viene certificato. Il nostro olio viene certificato, ma viene certificato la materia prima, viene certificata l'oliva. Noi non utilizziamo pesticidi, non utilizziamo anticritogamici e certifichiamo il prodotto. E questo vuol dire salute, vuol dire salubrità. Molti oli invece vengono da spremiture diverse, 2-3 volte, quindi anche su questo vi è da fare chiarezza. L'importante è che il nostro consumatore sappia che tipo di olio ha e che tipo di salubrità ha questo olio. Questo è il punto. Il problema, forse è un po' quello che si parlava anche prima fuori onda, no? È della filiera, è un problema di filiera, cioè quando la filiera diventa più corta, perché io vado nell'azienda agricola a prendere dall'olio, vino, oppure posso prendere il semplice formaggio, la frutta, la verdura, sono prezzi alti qui da noi in modo particolare, addirittura sono più alti di quelli proposti in Lombardia, dove ci sono queste fattorie, no, che vendono. Ma perché questa politica? Probabilmente è una questione anche culturale. Oggi sempre di più vediamo che i consumatori vanno alla ricerca della vendita diretta, vanno alla ricerca del prodotto in azienda agricola.
nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, è aumentata del 25% la vendita diretta dei nostri prodotti, quindi questo è un elemento importante. Certo, su questo dobbiamo metterci anche un passo culturale anche ai nostri agricoltori. I nostri agricoltori devono capire che vendere il loro prodotto è un valore aggiunto, ma dobbiamo venderlo in maniera corretta nei prezzi in cui lei ha detto, nel senso che non dobbiamo mettere né tanto alto né troppo basso, dobbiamo dare il giusto valore ai nostri prodotti. In modo da venire incontro anche chi magari non arriva fino a certi investimenti, però dice voglio comunque puntare alla qualità, se non altissima almeno media. Peccato che l'agricoltura in Italia non sia un motore economico, in questo periodo l'attività lavorativa all'aperto era decisamente una buona soluzione per contrastare il Covid, ma è così impegnativo lavorare in agricoltura, è faticoso? Sicuramente lavorare in agricoltura vuol dire molto spesso pancia a terra e quindi schiena piegata e raccogliere. Oggi la meccanizzazione ci solleva da questo, però molte aziende zootecniche, molte aziende orticole, molte aziende frutticole vi è la necessità di andare a raccogliere i prodotti e lavorare quindi con un settore che chiaramente ha le sue difficoltà anche lavorative, quindi sempre di più le aziende si stanno attrezzando, sempre più le nostre aziende si stanno modificando la loro produzione. Però la manodopera è fondamentale. Però la manodopera ancora diventa un elemento determinante, un elemento fondamentale. Lavorare in agricoltura vuol dire anche questo. E vuol dire anche orari un po' diversi dagli orari normali. Vuol dire anche orari un po' diversi, vuol dire magari svegliarsi un po' prima la mattina e andare a letto un po' tardi la sera. Ecco, niente sabato, domenica, perché insomma l'agricoltura... Se ci sono gli animali assolutamente no. Infatti, proprio manca 2 minuti alla chiusura, un cenno alle donne in agricoltura, avete fatto una bella iniziativa di valorizzazione delle imprenditrici, che sempre più imprenditrici agricole, molto operative, molto preparate anche, no? Sì, guardi, l'imprenditoria femminile è un grande valore aggiunto, ma dire un valore aggiunto è un elemento negativo che non ci sto a dire, nel senso che secondo me l'agricoltura esiste perché ci sono le donne. Noi oggi però dobbiamo valorizzare questa attività che oggi sempre più imprenditrici agricole si stanno adoperando, si stanno affacciando all'agricoltura, cercando di capire che hanno anche esigenze diverse rispetto ai maschi. Le donne sono anche mamme, devono accudire i figli e quindi dobbiamo mettere in campo quelle politiche che diano la possibilità alle donne imprenditrici agricole di fare le imprenditrici agricole sul serio al 100% e quindi dare la possibilità anche economica di superare a tutto ciò. Quindi dobbiamo mettere in campo quelle politiche per dare la possibilità alle nostre aziende agricole condotte da donne che le nostre imprenditrici siano imprenditrici al 100%, cose che oggi, oltre ad essere imprenditrici agricole, sono anche mamme, accudiscono la famiglia e svolgono anche multitasking. Sì, esatto, e oltre ad avere anche essere capaci in maniera importante nel valorizzare la propria attività all'interno delle proprie aziende. E innovarla, perché poi si è colto appunto lo spunto che moltissime donne in agricoltura innovano tanto. Guardi, l'innovazione negli ultimi studi che abbiamo effettuato anche come CIA passa dove c'è un'imprenditrice femminile, cioè dove c'è un'azienda con un'imprenditrice femminile passa la maggior parte dell'innovazione, quindi l'innovazione è anche frutto della capacità della donna di innovarsi e di innovare l'azienda in cui lei oggi lavora. Maurizio Antonini, grazie come sempre, molto preciso, ha risposto a tutte le domande, anche quelle dei nostri telespettatori. Grazie alla CIA quindi di Padova e a Maurizio Antonini di essere stato qui con noi, grazie a voi di aver partecipato con i vostri SMS, scriveteci le vostre mail, suggeriteci delle questioni, delle tematiche che vi stanno particolarmente a cuore. Come sempre buon proseguimento, noi ci vediamo domani, grazie.